Buongiorno, ben ritrovati con la quinta puntata di Radio Veneto Agricoltura. Stiamo trasmettendo da Legnaro, in provincia di Padova, dove c'è la sede appunto dell'agenzia della regione Veneto, Veneto Agricoltura. Quinta puntata dedicata al settore ortofrutticolo del Veneto. E lo facciamo proprio perché in questi giorni, iniziata ieri e si conclude domani, a Rimini la MACFRUT, una delle più importanti manifestazioni dedicate al settore ortofrutticolo nazionale, con tantissimi eventi in programma anche in questo momento. Tra l'altro proprio questa mattina è in programma un convegno della Coldiretti Veneto con l'APO Ortofrutta Veneto che vede coinvolta anche Veneto Agricoltura. E, insomma, in questi giorni si parla di ortofrutta e noi come Radio Veneto Agricoltura non potevamo non dedicare la puntata di oggi al settore ortofrutticolo. Per farlo abbiamo invitato il dottor Renzo Rossetto del settore di Veneto Agricoltura. Lui si occupa di mercati, di economia, di studi relativi ai vari comparti dell'agricoltura veneta. Quindi chiediamo subito che ci inquadri il settore ortofrutticolo regionale, che è un settore molto importante perché in termini di valore supera i 12 miliardi di euro a livello nazionale, vale a dire il 25% del valore dell'agricoltura, dell'agroalimentare nazionale. Quindi Renzo, un po' di numeri per inquadrare il settore ortofrutticolo veneto. Sì Renzo, qui, oggi siamo due Renzi che si passeranno la parola. Hai ragione, il settore ortofrutticolo veneto è importante a livello regionale perché pur occupando una percentuale tutto sommato non molto alta di superficie coltivata, arrivano tra gli ortaggi e la frutta al 5%, però contribuisce con quasi il 16% alla creazione del valore dell'agricoltura veneta. Nel complesso il totale dell'agricoltura vale 5 miliardi e mezzo e il settore ortofrutticolo ne produce 860 l'anno scorso, quindi nell'ordine di grandezza tra gli 800 e i 900 milioni di euro. È un settore che anche a livello nazionale pesa per circa l'8% del valore del comparto, che come dicevi te appunto è di circa 11-12 miliardi di euro. Ovviamente non è il primo perché davanti al Veneto in Italia ci sono regioni dove si produce, come quelle del sud Italia, dove si producono per esempio tanti agrumi come la Sicilia, la Puglia, l'Emilia. Ascolta Renzo, rimanendo all'interno del Veneto, quali sono le province più importanti? Allora, a livello Veneto ci sono due grosse areali in realtà produttive, il Veronese che soprattutto nel comparto frutticolo concentra più dell'80% delle superfici in quasi tutte le produzioni. E invece per quanto riguarda il comparto dell'orticolo, degli ortaggi, accanto al Veronese c'è anche tutta la parte del litorale rodigino e veneziano che hanno elevate concentrazioni di prodotto. Ma sull'orticolo poi ci sono anche degli altri aggregati, per esempio nella zona del Trevigiano o nella zona del Vicentino che si concentra attorno a Vicenza Bassano o un po' il Polesine. La presenza è più diffusa rispetto al frutticolo. I prodotti principali quali sono? Nel frutticolo ovviamente mele, pere, seguite poi da kiwi e ciliegie. Fai conto che le mele e le pere occupano praticamente il 50% quasi delle superfici regionali. Negli ortaggi intanto c'è una varietà più ampia e quindi le superfici coltivate per singolo prodotto incidono meno, però ovviamente spicca il radicchio che da solo occupa il 30% delle produzioni. E ascolta Renzo, a proposito di queste produzioni, ricordiamo che il Veneto è la seconda regione italiana per la produzione di prodotti certificati, che sono ben 36, di cui 18 appartengono proprio al settore dell'ortofrutta. Ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta sia sulla piattaforma Spreaker, quindi solo audio,
e anche video su Facebook. Prego Renzo. Sì, allora intanto preciso appunto cosa intendiamo per produzioni certificate, perché ci riferiamo in questo caso alle produzioni certificate con denominazioni di origine, quindi quelle che sono in qualche modo certificate a livello europeo, quindi non sono certificazioni volontarie. O meglio, sono volontarie ma cogenti nella normativa, quindi ci sono tutta una serie di norme che devono essere rispettate. E in particolare quindi mi riferisco alle denominazioni di origine protetta, le DOP, e alle IGP, le indicazioni geografiche. Portiamo qualche esempio anche. Per esempio il radicchio di Treviso IGP, la ciliegia di Marostica IGP, piuttosto che l'asparago. L'asparago di cui ci sono tre tipologie, tre denominazioni, quindi c'è l'asparago di Cimadorma, l'asparago di Badoero, l'asparago di Bassano. L'aglio. Ce ne sono 18. 18. No, l'importante da dire sulle produzioni di denominazione di origine IGP certificate, su cui noi facciamo un focus un anno sì, un anno no, ogni 2 anni, è che focus che li troviamo dove? Li troviamo nel sito di Veneto Agricoltura. Quindi www.venetoagricoltura.org, e qui si entra nel sito di Veneto Agricoltura, dove si trovano anche questi focus dedicati a diversi comparti. Allora, per ritornare alla domanda che mi facevi delle produzioni certificate, intanto quando hai detto te che sono 18 quelli ortofrutticoli su 36 certificati nel complesso, già diamo l'idea che il comparto ortofrutticolo la fa voce grossa, da padrone. C'è da dire che per alcuni prodotti c'è un successo maggiore di altri in termini di adesione. C'è un'adesione molto alta per quanto riguarda la certificazione delle superfici, quindi questo vuol dire che gli imprenditori agricoli ci credono. Poi dopo ce n'è una un po' più bassa per quanto riguarda, invece leggermente più bassa per quanto riguarda le produzioni poi effettivamente certificate, e questo vuol dire che al di là della tutela di certi prodotti che hanno un'origine specifica e delle caratteristiche tipologiche ben individuate in quel territorio, bisogna consigliare le cose con gli aspetti dell'economicità e della redditività. Non sempre questo poi viene riconosciuto a questo tipo di produzioni. Le motivazioni sono le più varie, ma forse non è qui il tempo di, abbiamo tempo di parlarne. E senti, si fa innovazione nel settore ortofrutticolo veneto? Allora, se ne fa tantissima secondo me. Partiamo da quelle più semplici, che forse non sono neanche viste tanto come innovazioni, ma che in realtà lo sono. Si fa innovazione anche solo dal punto di vista del modo con cui ci si propone al mercato. Mi riferisco per esempio all'organizzazione del settore. In questi anni anche l'Unione Europea con le sue politiche legate alle organizzazioni comuni di mercato ha incentivato questo aspetto. Quindi si è passato da semplici associazioni di produttori a delle organizzazioni di produttori che appunto si organizzano a livello di singolo imprenditore piuttosto che di cooperative, aggregando la produzione. Questo ha permesso per esempio agli imprenditori agricoli che aderiscono alle organizzazioni di produttori di avere un maggior peso a livello di proposta sul mercato, perché sono le OP appunto che si interfacciano con la grande distribuzione. Quindi stiamo parlando di una riorganizzazione del sistema che ha contribuito a rafforzare il peso e il ruolo dei produttori. Certo, ti faccio un paragone molto semplice ma che si capisce subito. La produttività per singola azienda nel settore frutticolo e orticolo sono molto alte, tra le più alte a livello dell'agricoltura veneta, per azienda e per ettaro. Questo vuol dire che non so, che se un ettaro di un altro prodotto vale 2.000 euro all'ettaro, nel settore frutticolo questo valore arriva a oltre 11.000 euro, nel settore orticolo arriva a 20.000 euro. Quindi sono dei settori che, anche se non sono molto diffusi come superfici, hanno una produttività economica molto alta. Con le OP, questi valori... le organizzazioni di produttori. Sì, le OP, le organizzazioni di produttori che ti dicevo prima, il valore che viene riconosciuto ai singoli associati arriva a circa valori attorno ai 100.000 euro e anche di più. Quindi questo vuol dire che con 2-3 ettari di investimento orticolo
la produttività per l'azienda è molto alta. Certo che magari rispetto ad un altro prodotto richiede un maggiore impegno. Però conviene investire. Conviene organizzarsi, investire e organizzarsi all'interno di questo sistema. Gli investimenti ovviamente sono anche a un certo punto anche costosi, perché come dicevi te, dopo magari ne parliamo in termini di innovazione. L'innovazione che viene richiesta a chi si approccia a questo settore magari è molto alta e può essere più costosa che non in altri comparti, però il ritorno economico è altrettanto elevato, quindi può progettarle bene le cose ovviamente. Però. Ascolta Renzo, ci arriviamo verso la conclusione perché il nostro tempo sta quasi per concludersi. Due cose. La prima, per quanto riguarda l'export, quanto è forte il Veneto ortofrutticolo? Allora, per quanto riguarda l'export, il valore dell'export nel settore ortofrutticolo non è altissimo rispetto alle quantità complessive dell'export agroalimentare. L'export agroalimentare si gira attorno ai 6 miliardi di euro, l'ortofrutta exporta circa 800 milioni di euro. E ne importa più o meno altrettanti. C'è una problematica ovviamente di tipo logistico, perché di deperimento dei prodotti. I mercati ortofrutticoli in passato hanno svolto un ruolo molto più ampio dell'attuale. Diciamo che la loro funzione adesso magari si è leggermente ridotta in questo ambito, però di sicuro c'è da dire che il Veneto è una piattaforma logistica di rilancio dei prodotti regionali, ma soprattutto nazionali, che provengono magari dal sud Italia. Questo vuol dire cosa? Che il Veneto è molto ben organizzato per quanto riguarda l'export. E visto che prima mi chiedevi di qualcosa legato all'innovazione, Veneto Agricoltura fa delle cose. Veneto Agricoltura fa delle cose. Mi ricordi tu che c'è in questo periodo il trentennale del... Sì, il 7-8 giugno, il trentennale del Centro Po di Tramontana. Esatto, che si occupa di innovazione e che in questi 30 anni di attività ha seguito i driver di innovazione che hanno caratterizzato il comparto orticolo in particolare, ma anche il frutticolo, quindi la meccanizzazione orticola, piuttosto che le attività legate alla genomica, le tecniche agronomiche, legate alla gestione sostenibile del terreno e del territorio, perché le due cose vanno avanti di pari passo, le coltivazioni protette, quindi la serra. In serra ci sono in Veneto 4.000 ettari, quindi non sono pochi, sono serre tecnologicamente molto sviluppate, all'avanguardia, e quindi ecco sì, le innovazioni sono state riguardando soprattutto questi driver, in cui il Centro Po di Tramontana ha saputo inserirsi e supportare gli imprenditori agricoli. E anche guidare un po' il sistema. Anche guidarle, perché magari per alcuni comparti, per alcuni prodotti in particolare, per esempio penso all'aspargo, al radicchio, è stato un grande supporter. Siamo in chiusura. Ringraziamo intanto chi ci ha seguito e a proposito di Po di Tramontana ricordiamo che una delle prossime puntate sarà dedicata proprio a questi ultimi temi, quindi la giornata del 7-8 giugno, quando ci sarà il clou delle celebrazioni del trentennale del centro del centro sperimentale per l'ortofrutta di Po di Tramontana. L'appuntamento comunque con tutti i nostri ascoltatori è per giovedì prossimo, sempre alle ore 11. Buona giornata a tutti.